l'uguru è lo più dispreziato. Funtumenti rudizini in creanza, però passabesi ed impulsanti a preguttenti a matro bettinato. Ma nessuno ne ridizzi beh, pare che si fosse a pagogna, e non sanno che pegno che bisogna in casa di principi e di re. Nessuno può dirli minnafutto, lubidini poveri e signori, miliardari e professori, con ripeto, pronto e assoluto. Oh, rientriamo nella cosa nostra. Però, rientriamo nel nostro dialetto, nella nostra lingua, chiamatela come volete, in quello che si parla normalmente nelle case, che parlavamo con mamma, con babbo, con nonno, che io ho imparato soprattutto da mia madre e dai portuali, che sono... No, lo parlo con lui, perché purtroppo non trovo gente con cui parlarlo, e questo è il dramma. Ma non è vero che non si parla più, si sta parlando. Cioè, Antonio, tu non lo hai mai parlato, non lo hai mai parlato, pochissimo l'hai parlato. Tanto è vero che quando usciamo sei tu il primo a dire non mi piace, Riflettiamo allora un attimo su questa cosa che ha detto adesso Antonio, non si parla più, perché non si parla più e qual è la motivazione adesso? Io da giovani, un giorno parlando con Giampaolo, siamo arrivati alla conclusione che non si parla più perché il dialetto è una parlata molto confidenziale, quindi con persone che non si conoscono si parla l'italiano, mentre tra persone che ci si conosce, si ha una certa confidenza, si parla anche il dialetto. Qual è il motivo per cui i giovani e comunque le persone adesso vedono il dialetto come una forma, parlare il dialetto come una forma di ignoranza piuttosto che una forma di cultura e una forma anche di appartenenza a un territorio che è nostro? Questa è la nostra storia. Io vorrei capire insieme a voi, insieme a questi studiosi che sono qua, qual è il motivo e qual è il metodo per tornare verso questo tipo di approccio, verso questa parlata. Io poi questa polemica che lei ha aperto è del tutto interessante, di certo però non credo che sia esattamente questo il momento per poterne parlare, piuttosto io vorrei soffermare la questione sul fatto di il motivo realmente perché non si parla più, perché ci si parla in dialetto al bar piuttosto che in un ufficio. Questo è il punto, questo è perché è nata questa giornata. Poi gli interventi sono leciti e ben accolti. Allora, vorrei aggiungere una cosa soltanto. Allora, a proposito quanto diceva Pietro, dice molte parole sono prese dall'italiano, no? Certamente, perché la lingua è in evoluzione, purtroppo, come dicevo prima, noi continuiamo a prendere termini dall'italiano, li dialettizziamo però, questo voglio dire, li dialettizziamo, nel momento in cui li stiamo dialettizzando diventano nostre, parole nostre, la lingua è fatta così. Una volta si diceva di sangu per dire il coso. Oggi non si usa, giustamente, non si usa più, ma si usa un'altra lingua che è il davacchino, che viene dall'italiano, ma non per questo lo davacchino non è una parola portotorrese o sassarese, è una parola sassarese, lo davacchino, si usa da tutte le parti, quindi voglio dire, non è un peccato mortale prendere una parola italiana e dialettizzarla. Quando lo duvaglioro, che una volta si diceva il duzzivucco, ma lo duvaglioro è parola portotorrese, sassarese, voglio dire, quindi non mi scandalizzerei per questo. Un'altra cosa invece per quanto riguarda, diceva Antonio, che è una lingua che purtroppo non è molto ricca per quanto riguarda il lessico. Allora, io ho raccolto nel mio vocabolario oltre 25.000 parole. 25.000 parole non sono poche. Allora, il fatto è che noi di queste 25.000 parole ne conosciamo una parte minima. Cosa succede? Succede questo,
che il dialetto normalmente si parla, no, usando i termini che sono relativi al proprio lavoro, al proprio ambiente, alle proprie esigenze e alla propria famiglia, eccetera. Quando usciamo da quest'ambito noi non conosciamo più niente. Così avviene che un pescatore si meraviglia quando sente un termine usato dal muratore e viceversa, il muratore si meraviglia quando sente un termine marinadesco perché non l'ha mai sentito, ma questo non vuol dire che la lingua manca di questi termini. Allora, ma questo succede anche in italiano, solo che in italiano a sopperire a questa cosa ci sono i giornali, ci sono i telegiornali, c'è la scuola, c'è tutto questo, i libri che si leggono, per cui io che solitamente parlo, faccio un esempio con i miei colleghi di lavoro, a un certo momento riesco a conoscere anche i termini scientifici, termini d'altro tipo, perché leggo i giornali, perché leggo libri, perché vedo la televisione e vado a scuola. Da noi mancano la scuola, mancano i libri, mancano i giornali, ed ecco perché a un certo punto siamo convinti che la nostra lingua sia una lingua povera di cose. Non è vero, 25.000 parole non sono poche quando si pensa che con 400 parole uno può parlare dignitosamente una lingua. 400 parole, noi ne abbiamo 25.000. Voglio dire, se sono usate bene, con queste 25.000 possiamo scrivere anche romanzi. Questo che voglio dire io. A questo punto, cosa? Cosa? No, io non me lo tolgo, perché me lo devo togliere? Non è un berretto. E questa è una berrita ed è sardo. Adesso capisco benissimo le posizioni del professore che così non ha troppa simpatia per le cose che riguardano la nostra città, riguardano la Sardegna e così via, perché lui ha una cultura internazionale. Però, avendo questa cultura, dovrebbe un attimo vedere anche le ragioni nostre, dei sardi e dei turritani. Abbiamo parlato di una lingua che comincia, si direbbe, nel 1016 con Mujahid, e poi stiamo parlando delle cosette italiane, delle cosettine che modificano, parliamo di cose serie. Le cose serie sono queste. Questa è una lingua che ha 1000 anni di vita, anzi, signor Assessore, si ricordi che nel 2016 dobbiamo festeggiare questo momento. Ed è una lingua che viene dalla Sardegna, questa è la mia opinione, ma sarebbe, se fosse la mia sola opinione sarebbe una fesseria, ma è anche quella di Leonardo Sole, ma anche quella di Giampaolo Bazzoni, ed è praticamente nata dall'incontro del logudorese, la prima lingua romanza, perché queste lingue derivano dal latino. Cosa vuol dire l'italiano? L'italiano arriva addirittura dopo. Quindi noi abbiamo questa fortuna di avere un logudorese, e questo lo dice Ignazio De Lugo e tanti altri professori, quindi sto facendo le citazioni di cose che conosco, non sto dicendo che stamattina me ne sono alzato così per raccontare barzellette. Allora c'è questo logudorese importantissimo, c'è l'incontro con i pisani e i genovesi, nasce questa lingua creola che poi sarà la nostra lingua, che ha più di 1000 anni di storia. E allora viene parlata, è vero, arriva al nostro tempo, nonostante, voi ricordiate, il periodo di dominazione spagnola, c'era addirittura la damnatio memoriae, era proibito parlare il sardo, se no andavi in prigione. E allora abbiamo la grossa fortuna che questa lingua si salva miracolosamente, perché vive all'interno delle famiglie. Ecco il grande tributo che noi abbiamo per le famiglie che difendono la lingua. Allora attenzione, accostiamoci a questo fenomeno della lingua come ad una cosa importante, è un bene culturale immateriale che dobbiamo proteggere, che dobbiamo portare avanti, nonostante ci siano opinioni diverse, è legittimo, ma le opinioni diverse non possono essere così ricavate dal fatto che mi alzo al mattino e, come qualche persona sostiene, sai, io ho l'idea che, un attimo, andiamoci piano. Ora, quindi vuol dire che abbiamo tante opere letterarie espresse in questa lingua, come espresse in logudorese, sono due lingue che sono un po' parallele, e si spiega il fatto che noi nel nostro porto, nel porto di Turres, nasce quest'altra lingua perché c'è l'esigenza, come diceva Giampaolo, di commerciare, e quindi io devo chiedere ai pisani che cosa mi serve, quanto me la fa pagare e così via. Quindi arriviamo ad una questione di carattere pratico, di carattere economico e commerciale che fa nascere questa lingua, che poi si diffonde in tutto l'Interland, quindi arriva a Sassari, ma arriva a Bulassussu,
arriva in tutte quelle parti più vicine. D'attorno rimane il logudorese, che è la lingua, possiamo dirla, madre. Importantissime tutte e due le lingue, e non faremo mai abbastanza per queste. Io sono stato, e questo lo dico tranquillamente, un alunno del professor Giampaolo Bazzoni, perché lui ha fatto un corso ed è stato veramente interessante questo fatto di riprenderci queste ragioni e di riuscire a capire che questa lingua sta nelle nostre vene, fa parte della nostra identità, la dobbiamo sempre di più studiare, la dobbiamo studiare nelle scuole. Perché non si parla del dialetto? È molto semplice, la damnatio memoriae l'hanno fatta i nostri genitori, quando dicevano, Romatro mi ha detto che non puoi far vedere molto torreso in classe. Quindi diciamo che tutta questa cosa è stata qualcosa che ha estirpato da dentro le nostre viscere la nostra lingua materna. Questo è il problema. E la lingua materna, la conoscenza, la diffusione è un diritto, tant'è vero che la legge sarda, Sardegna, a loro non interessa questa cosa, mi va molto bene, e prevede che i consigli comunali vengano detti nella lingua locale, quindi vuol dire non logudorese, neanche Salimba Comuna sarda, che è un'altra cosa, ma nella tua lingua, sei approvatore, il consiglio comunale è un'indicazione, perché le cose si fanno per amore, non per imposizione. Noi dobbiamo avere maggiormente per le cose nostre, i beni culturali materiali e immateriali, più rispetto, e dovremmo avere la capacità di difenderli e portarli avanti, a dispetto di altri che dicono ma sai in fondo è una cosetta. Non è una cosetta è un corno, è una cosa importante che riguarda noi, che siamo inclusi, è vero, in una cultura internazionale e globale, pur sempre però teniamo la nostra particolarità di lingua e di modi e di atteggiamenti verso gli altri. Grazie. Oh, grazie. A proposito, c'è Pinuccio, credo, sì, a proposito di consiglio comunale in dialetto, sempre da Marinaru, consiglieri che furono i consigliati, diceva Marinaru, la massa venivussi a Varadda, prima di essere alzata in Ghisicari, Bonabasti e gente che non vari, che si nasciappa in ogni cantonata. Buchendi vinni, luci, bari, è la cosa di tutti abbandonata. Paria di gente sciuvaradda, invece lo più sano ad Ugnamari. Da chi non so al livello di poter amministrare una ziddai, posto d'orra, allora quando stai a trattare i cuboli e il rastrillo. E il rastrello. Questo è il consiglio comunale. Vabbè, però... Pinuccio Vacca, che come esterno, osservatore esterno, straniero. A differenza di quello che pensano molti, io penso che questa conferenza dibattito di oggi sia molto riuscita. Ovviamente dovrebbe essere gestita meglio negli interventi delle repliche, delle cose, altrimenti sembra un bisticcio, e sicuramente nei protagonisti degli interventi non c'era in nessun caso, dato che conosciamo tutti, l'intenzione né di offendere né di essere offesi. Però, ripeto, sono state dette cose interessanti, secondo me, sia dalla parte dei difensori della lingua, o chiamiamola come vogliamo, turritana, sassarese, e sia da parte di chi pensa che questa, come è strutturata, non possa esprimere un certo tipo di visione del mondo. Credo che tutti siano d'accordo, se non altro per quanto riguarda l'aspetto intimistico, familiare, sociale, nel senso che non c'è dubbio neanche da parte di Masla di dire che per quegli aspetti la lingua sassarese possa andare benissimo. Credo che la vera differenziazione consista se tale lingua possa essere usata nella nostra modernità. Qui c'è 2000 scuole di pensiero, io ripeto, dico anche la mia, che poi è chiaro che si inserisce all'interno di tematiche che più o meno seguiamo tutte. La lingua è viva, e quando una lingua è viva prende da tutti. È chiaro che sul portotorrese ci sono delle sedimentazioni particolari che forse la stanno facendo sparire, però è anche probabile che la lingua possa morire, signori, non è un dramma, cioè nel senso non è un qualcosa di vivo che se sparisce
in ogni caso rimarrà il lugudorese, caso mai proprio dovesse sparire il sassarese, no? Non cadrà mai il mondo, nel senso, da questo nostro punto di vista c'è una parte della Sardegna che continua a parlare il lugudorese e credo che sia anche la maggioranza come dialetto a livello sardo. Però dicevo, tolto questo problema particolare, se una lingua sopravvive o non sopravvive, io credo che quello che permetterà di vivere eventualmente a questa lingua è questo tipo di impostazione, cioè farne discutere, fare in modo anche che si affrontino visioni diverse rispetto alla lingua sassarese, perché se non ne parla nessuno, quella muore. Perché il problema non è insegnarla a scuola. Se c'è un metodo per ammazzare qualunque cosa è portarla all'interno di una scuola e farla diventare materia obbligatoria. La rovini, la uccidi, come uccidono i promessi sposi, come uccidono qualunque cosa che venga portata di forza all'interno della scuola. Io credo che il fatto che non ci siano tantissime persone oggi deriva da questo tipo di impostazione. Io credo che però se molti portotorresi, perché un po' ce l'abbiamo, anche gli accudiddi, avessero visto anche le frasi concitate, le fasi concitate, forse avrebbero detto, però allora qualcuno si appassiona a questa vicenda, però c'è qualcuno che ci crede e c'è qualcuno che ha il coraggio di dire, scusate signori, forse state esagerando nella riproposizione di qualcosa in cui forse, con una visione, Masala ha detto bene Eugenio, il professor Masala ha una visione sicuramente europea e la sua vita è caratterizzata da una visione vasta e dunque l'ha sempre detto, non credo che sia di oggi, non è che si è alzato oggi a polemizzare sulla lingua sassarese. Masala ha una visione europeista sicuramente dove dice, bene, innanzitutto imparate bene l'italiano, imparate bene l'inglese.